Ristoratore 79enne si uccide con un colpo di fucile mezz'ora prima dello sfratto dalla sua trattoria con annessa abitazione. Shock nel Vicentino. Moglie e figlia accusano un malore. Gli amici distrutti. Gino Secco gestiva il locale da oltre 40 anni. Poco dopo il trasferimento del corpo senza vita, i proprietari dello stabile hanno fatto cambiare le serrature del locale, concretizzando lo sfratto come da agenda. Un'azione che non è passata inosservata. Potevano attendere, così non è umano. Anziano in bicicletta travolto da un'auto e scaraventato in un fossato. Tragedia questa mattina a San Giorgio in Bosco. Nulla da fare per l'80enne Luigi Rosso che viveva nella vicina Fontaniva. Colpo dei lavi in un'azienda di biogas a Cavanella d'Adige. Razziati bobine di cavi elettrici per 150.000 euro. Il racconto del titolare, il video dei banditi in azione. Striscione scritte anarchiche contro la polizia all'interno di un'aula studio dell'Università di Padova. Indaga la Digos dopo segnalazione arrivata dall'Ateneo. Controlli dell'ENAS nelle mense ospedaliere e nelle case di riposo tra Treviso, Venezia e Belluno. Irregolarità riscontrate in 1 su 2. Rincari carburante. La concessionaria Autostrade Alto Adriatico pronta a ridurre il prezzo nelle aree di servizio delle sue tratte di competenza. Un sostegno importante a fronte dei continui rialzi dei costi. Partigiano e rivoluzionario a Cuba, l'unico europeo ad aver partecipato e aver combattuto con Fidel Castro e Che Guevara. La leggendaria vita del trevigiano Gino Doné Parro raccontata in un libro. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Queste dunque le notizie principali, ma subito il sondaggio di questa sera che si riallaccia a quanto vi abbiamo raccontato in questi giorni nei nostri telegiornali, la proposta del Presidente della Regione Stefani di vietare i social ai ragazzi al di sotto dei 14 anni. Vi chiediamo, è giusto secondo voi? Sì, 0422 1626 691. No, 0422 1626 690, la chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. E ora veniamo alla nostra notizia di apertura con il dramma che si è consumato nel Vicentino a San Nazario di Valbrenta. Un noto ristoratore si è tolto la vita sparandosi al volto mezz'ora prima di essere sfrattato e c'è una comunità sotto shock. Si temeva qualcosa di grave potesse accadere. Si temeva, ma nessuno avrebbe mai immaginato un simile tragico epilogo. Erano le 8:30 quando la piazza di San Nazario è stata squarciata da un boato. Gino Secco, 79 anni, gestore della trattoria e caffè centrale, si era ucciso sparandosi un colpo di fucile al volto nella sua abitazione dove viveva con la moglie e una figlia proprio sopra il locale. Mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo che da mesi pendeva sulla famiglia del ristoratore. Immediata l'allerta al 118 quando i sanitari sono arrivati, ormai per Secco non c'era più nulla da fare, uno shock per tutta la comunità. Evidentemente il debito che avevano e che ha portato a questa tragica conclusione probabilmente è stato determinante e Gino non ce l'ha fatta a sopportare questa situazione purtroppo per lui, per la famiglia, soprattutto per la Fulvia, per Manola, per Laura e per noi. Debiti che pesavano su Secco e la famiglia da tempo, lo sfratto avrebbe dato al ristoratore la mazzata finale. La situazione si protraeva da circa un anno, con l'ufficiale giudiziario che con questi accessi paventavano appunto uno sfratto esecutivo che doveva essere appunto eseguito stamattina alle 9. La moglie e la figlia hanno accusato un malore sconvolte da un dolore insopportabile e insostenibile. Una tragedia avvenuta a una manciata di passi da loro. Sono state portate in ospedale per le cure e ora servirà l'aiuto di tutto il paese. Adesso dovremo assolutamente star vicino a loro, cercare che superino questo brutto momento. I tre avrebbero dovuto lasciare in mattinata non solo la trattoria che gestivano da 40 anni, ma anche l'abitazione per trovarsi praticamente in mezzo a una strada. E mentre il corpo di Gino Secco era appena stato portato all'obitorio, mentre una comunità piangeva un amico, mentre 2 donne si disperavano per non essere riuscite a far desistere il padre e il marito da un gesto così estremo, i proprietari dello stabile facevano cambiare le serrature al locale, ponendo in essere lo sfratto così come da agenda. Un'azione di profonda disumanità che non è assolutamente passata inosservata ai presenti e pesantemente criticata anche dall'assessore Bombieri. Credo che si poteva aspettare qualche ora, almeno su questo sì, mi sento di dire che si aggiunge qualcosa già al lutto. Ecco. Ha fatto male, ha accentuato il dolore? Sì, assolutamente.
Avete sentito, tutta la comunità di Valbrenta è scossa, distrutto dal dolore l'amico di Gino Secco, Renato Campana. Non so cosa dire, sono distrutto. Distrutto dal dolore, così Renato Campana, imprenditore valligiano e grande amico di Gino Secco, il ristoratore che si è tolto la vita mezz'ora prima dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario per sfrattarlo dalla sua abitazione e dalla sua trattoria nel cuore di San Nazario. Campana era arrivato in piazza dopo aver sentito la notizia, non poteva credere che fosse successo. Le sue sono parole di enorme dolore per la perdita di una persona cara, di rabbia perché, dice fuori dal microfono, non si può morire così. Un amico da una vita, grande lavoratore, una brava persona che purtroppo è incappato in un momento tragico perché il lavoro è diminuito, il Covid l'ha messo in ginocchio e non ce la faceva più andare avanti. Purtroppo stamattina c'era lo sfratto, sì che io l'ho visto ieri sera. Gli ho raccomandato di tenere i nervi saldi e che in qualche maniera si trovava una soluzione, però non mi ha ascoltato. Gino Secco non ce l'ha fatta ad andare avanti, ha imbracciato uno dei fucili che deteneva legalmente e ha fatto fuoco. Tutto troppo difficile da affrontare, tutto troppo pesante, tutto troppo. Il morale era sotto le ginocchia, per non dire sotto i piedi, ma non avrei mai pensato arrivarci a tanto. Un dolore grande. Non ci si pensa mai che possa succedere una cosa del genere? Ancora una vittima della strada, l'incidente questa mattina a San Giorgio in Bosco, nel Padovano, dove un anziano in bici è stato travolto da un'auto, finito nel fossato che costeggia la strada. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Viveva nel vicino comune di Fontaniva Luigi Rosso, 80 anni. La sua vita è finita in questo fossato all'angolo tra via Bocchiero e via dei Laghi nel territorio di San Giorgio in Bosco. Stava percorrendo questa strada di campagna con la sua bici. Erano le 7:30 quando l'anziano è stato travolto da un'auto condotta da un 45enne. Un impatto terribile, l'uomo che finisce nel fossato, immediati soccorsi. Sul posto arrivano i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri. Per Luigi Rosso però non c'è nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno posto sotto sequestro sia la bicicletta dello sfortunato ottantenne sia l'auto. Sotto accusa la strada. Chi vive qui racconta che nessuno rispetta i limiti. Molto veloci, molto veloci, anche perché hanno fatto il salto là che non è migliorato, è peggiorato, perché magari c'è la macchina che diciamo rallenta e l'altra che sorpassa proprio sul salto, dunque è andato peggio. E in effetti a pochi metri dal luogo del terribile incidente c'è un dosso, una strada parallela alla Valsugana via Bocchiero che molti usano come scorciatoia. Corrono tantissimo, è una cosa, diciamo che nella statale si corre meno, nella statale di San Giorgio, è più, qua invece sia camion che trattori, anche i trattori che adesso corrono tantissimo, che i trattori ti fanno anche paura. I camion forse un po' rallentano, però il trattore, le macchine, ci sono quelli un po' prudenti e ci sono quelli che invece... Alla famiglia di Luigi Rosso si stringe anche il sindaco di Fontaniva, Alberto Trento, che affida un comunicato tutto il suo dolore e la sua vicinanza. Colpo all'azienda di biogas di Cavanella d'Adige a Chioggia. Incappucciati si sono diretti a colpo sicuro verso lo stoccaggio delle bobine di cavi elettrici consegnati appena qualche ora prima. Sono entrati dal cancello laterale dell'azienda di biogas Galman a Cavanella d'Adige a Chioggia con un furgone che ha percorso tutta l'area degli impianti e una volta arrivati, non curanti delle telecamere di videosorveglianza, hanno forzato il magazzino e rubato 17 bobine su 19. Valore attorno a più di 100.000 euro, 150.000 euro. Totalmente di materiale elettrico legato a rame, è stato un furto
ben programmato. L'azienda sta infatti adeguando l'impianto di biogas a quello di biometano, motivo per cui nella giornata di giovedì scorso, dalle 12 alle 3 di notte, è continuato il via vai di persone che trasportavano materiale, tra cui i cavi elettrici. Appena qualche ora più tardi, il furto. Nella fuga i malviventi hanno perso 5 bobine, trovate il giorno dopo in un fosso di un'azienda agricola vicina, ma ormai fuori uso e per questo stoccate nuovamente alla Galman. Domenica notte, l'ultimo colpo. I ladri, 3 o 4 persone, sono tornate a riprenderle. Complimenti ai malviventi, i quali sono portati via del materiale che non ha più nessun valore. La cosa che impressiona di più è quanto al giorno d'oggi la gente non abbia neanche, entri nelle aziende eccetera senza aver neanche il problema di essere visti, non hanno neanche visto bene di prendere un martello e spaccare le telecamere, no, neanche quello, ci mancava solo il saluto. È una sensazione che devo dire brutta per il semplice motivo di sentimento di insicurezza e sentimento di solitudine. Striscione, scritte anarchiche contro la polizia all'interno di un'aula studio all'Università di Padova, indaga la Digos. Ieri partigiani, oggi terroristi, sempre antifascisti. Il cartellone scritto in rosso è stato trovato da alcuni studenti all'interno dell'aula studio dell'Università di Padova, nel quartiere Portello. Nei bagni numerose scritte con il pennarello nero contro la polizia, siglate con la cerchiata firma dei gruppi anarchici. La Digos della Questura di Padova è intervenuta dopo la chiamata degli studenti al 113 e ha avviato le indagini per individuare i responsabili. Lo striscione che era appeso sopra la lavagna dell'aula studio chiamata da tutti il pollaio è stato rimosso dagli agenti che hanno poi catalogato tutte le scritte fatte nei muri e nelle porte dei bagni. Non è la prima volta che a Padova compaiono scritte contro la polizia, la più violenta, quella a novembre del 2024 proprio davanti alla questura, dove venne scritto l'unico sbirro buono è quello morto, ma è la prima volta che vengono riscontrate scritte all'interno dell'università. Solidarietà alla polizia e agli appartenenti alle forze dell'ordine è stata espressa dal governatore del Veneto Alberto Stefani, che ha condannato il gesto. È un fatto inaccettabile che prende di mira il lavoro degli uomini e delle donne della polizia al servizio dei cittadini e della sicurezza di tutti. Lascia l'amaro in bocca a considerare che simili oltraggi sono stati trovati proprio all'interno dell'Università di Padova, luogo storicamente di confronto civile e di rispetto della libertà, ha scritto in una nota il presidente Stefani. Vicinanza al questore Odorisio e agli agenti anche da Luca Zaia. A Padova, città di cultura, sapere e libertà, episodi come questo devono trovare una risposta ferma e unitaria da parte di tutte le istituzioni, ha detto Zaia. Controlli del NAS nelle mense ospedaliere e nelle case di riposo tra Treviso, Venezia e Belluno, irregolarità riscontrate in 1 su 2. Non ci sono le gravi situazioni riscontrate a Napoli o Brescia, con strutture sospese perché infestate dagli insetti, o la contaminazione batterica registrata a Salerno, ma le violazioni, seppur minori, non sono mancate nemmeno nell'area sotto la lente dei carabinieri del NAS fra Treviso, Venezia e Belluno. In tutta Italia, tra il 19 febbraio e il 22 marzo, 588 controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria. Controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all'interno delle strutture destinate ai pazienti. Nella nostra area gli accertamenti hanno riguardato 19 mense. Le principali irregolarità riscontrate hanno riguardato carenze igienico-sanitarie nei locali di preparazione e deposito degli alimenti, criticità strutturali e manutentive, inadeguata applicazione delle procedure di autocontrollo. In totale, su 19 accertamenti, 11 le non conformità strutturali e sanitarie registrate, praticamente 1 su 2, con 10 persone segnalate e 12 sanzioni amministrative, 29 campioni prelevati inoltre e sottoposti ad analisi. Nello specifico, nel trevigiano 7 controlli con 3 non conformità, 3 persone segnalate e 4 sanzioni comminate. Nel veneziano 8 accertamenti, 4 non conformità, 4 persone segnalate e 4 sanzioni. Nel bellunese la situazione è più grave percentualmente, 4 irregolarità su 4 controlli, con altrettante sanzioni e 3 persone segnalate. Autostrade Alto Adriatico pronta a ridurre il prezzo del carburante nelle aree di servizio delle sue tratte di competenza, un sostegno importante a fronte dei continui rialzi dei costi.
Viaggiare sta diventando sempre più complicato, i rialzi dei prezzi del carburante stanno mettendo in crisi automobilisti e camionisti. Solo qualche giorno fa la CGIA di Mestre aveva sottolineato, senza mezzi termini, che a pesare su aziende e cittadini è sempre più il caro carburante, con il gasolio ad oggi decisamente sopra i 2 euro al litro. Particolarmente preoccupati sono gli autotrasportatori, che hanno ammesso come senza un intervento il settore rischi il collasso. Così il concessionario che gestisce la rete autostradale del Triveneto si è detto disponibile a ridurre i costi del carburante per una durata di 20 giorni fino a 5 centesimi al litro, che si aggiungeranno alla riduzione di 25 centesimi approvato dal Consiglio dei Ministri con decreto legge il 18 marzo scorso. Insomma, andare alle pompe di benzina nelle tratte di competenza A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Conegliano, A23 Udine Sud Palmanova, A34 Villesse Gorizia, A57 tangenziali di Mestre fino al Terraglio costerà meno. Un modo per dare il proprio contributo alla situazione contingente al fine di venire incontro all'utente e di massimizzare i benefici. Con questa azione coordinata con le altre concessionarie autostradali intendiamo sostenere l'intervento del governo e dare un segnale di vicinanza alle migliaia di famiglie, lavoratori e pendolari che attraversano la nostra rete autostradale, una delle più trafficate in Italia e in Europa, soprattutto in un periodo come quello del Ponte Pasquale, contrassegnato da un incremento dei transiti, spiega il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, che ricorda come la stessa società sia impegnata da anni anche nel contenimento dei pedaggi autostradali, fermi dal 2018, a favore degli utilizzatori dell'autostrada. Presidio della CGIL davanti al Consiglio regionale per protestare contro un bilancio che dice non sostiene famiglia, sanità pubblica e lavoro. Ad oggi non c'è un chiaro tavolo di indirizzo che possa in qualche maniera orientarsi sul modificare ed affrontare un problema trovando soluzioni. C'è un problema drammatico che investe i servizi residenziali. Presidio davanti al Consiglio regionale di CGIL Veneto e CGIL provinciali per protestare contro un bilancio che, dicono, non sostiene famiglie, sanità pubblica, welfare, lavoro, ambiente e non affronta l'emergenza abitativa. Servivano altre scelte per dare risposte alle emergenze della nostra regione, a partire dalla sanità, dove le liste d'attesa sono ormai insopportabili per le persone e sempre più persone decidono di non curarsi o fanno debiti per curarsi. Abbiamo un tema della non autosufficienza. Con il dato demografico della nostra regione è un'emergenza, ma purtroppo non abbiamo risposte. Così come sul tema della casa, dell'ambiente, della salute e sicurezza. E poi c'è l'emergenza lavoro. Tra i più colpiti, evidenzia il sindacato, i pensionati. In questa legge di bilancio però non vediamo un cambio di passo vero per gli anziani e quindi tutta la parte che riguarda la non autosufficienza rimane invariata, quindi rimangono tutti i problemi sia della residenzialità, quindi delle case di riposo con l'aumento delle rette, il fatto che non si aumentino le impegnative di cura appunto di residenzialità, ma anche tutta la parte della domiciliarità. Non abbiamo servizi territoriali e di prossimità, quindi le famiglie sia nell'ambito della non autosufficienza, della residenzialità che della domiciliarità perdono parte del loro reddito. Chiediamo sicuramente più risorse fresche proprio della regione da investire sia nel problema del caro rette e quindi rispetto alle impegnative di residenzialità e dall'altra parte sulla domiciliarità, servizi veri e servizi di prossimità. Basso e Biancardi sono state ricevute poi insieme a una delegazione dai capigruppo di maggioranza e minoranza e dal vicepresidente del Consiglio regionale. Abbiamo ribadito con forza le nostre richieste, ha dichiarato Basso, registrando l'interesse sia della minoranza che della maggioranza. Attendiamo i prossimi 3 giorni per vedere se nella fase conclusiva della discussione potranno essere accolte almeno alcune delle nostre istanze, ha concluso. Immediata la replica del governatore Stefani all'accusa della CGIL. Mi dispiace che non abbiano capito, perché in questo bilancio sociale la sociale e sanità sono al centro. Per il PD invece le azioni da mettere in campo sarebbero altre.
È un bilancio che parla di sanità e sociale e mi spiace che la CGIL non abbia letto adeguatamente quelle che sono le iniziative raccolte in questo bilancio, che investirà gran parte delle sue risorse proprio in questo. Vorrei dire che forse la CGIL dovrebbe capire che dal punto di vista delle risorse legate ovviamente a questi aspetti riguardano anche tanti lavoratori. I lavoratori oggi hanno a che fare con i carichi assistenziali, un genitore in RSA, asili nido, quindi per poter promuovere anche ovviamente l'infanzia, e questo è assolutamente fondamentale per offrire ai lavoratori dei servizi. Sociale è una parola che riguarda a 360 gradi l'essere umano, quindi anche i servizi per la prima infanzia, anche i carichi assistenziali, che oggi sono la principale necessità di un dipendente. Il governatore Stefani risponde così alle accuse della CGIL, che ha definito il bilancio regionale poco coraggioso, e con lui anche consiglieri e assessori della maggioranza replicano. È una maratona dove si cerca il prima possibile di arrivare alla conclusione, perché prima abbiamo sicurezza e disponibilità di risorse, prima possiamo anche agire. È chiaro che il bilancio è la traduzione operativa di quella che vuole essere la nostra visione che diamo al Veneto. È anche chiaro, occorre dirlo con chiarezza appunto, che si tratta di un bilancio di transizione, non si può promettere all'universo mondo, quindi si è cercato evidentemente di dare spazio, al di là delle partite obbligatorie, anche a quelli che erano temi importanti come l'attenzione alle marginalità o a tutte quelle aree più fragili, o al fatto di non voler mettere mano nelle tasche dei veneti. Evidentemente prossimamente potremo fare delle scelte più importanti. È chiaro che adesso l'urgenza era uscire dall'esercizio provvisorio. Per il Partito Democratico invece le azioni da mettere in campo sarebbero decisamente diverse. Uniamoci al Friuli, l'autonomia, facciamo le commissioni congiunte, ma di cosa stiamo parlando? Qua abbiamo gente che se non ha i soldi non si cura, siamo l'unica regione d'Italia che non mette soldi sul trasporto pubblico locale, abbiamo una carenza infrastrutturale di primo livello, perché non c'è solo pedemontane, esiste anche un mondo infrastrutturale abbandonato, in un momento dove c'è il caro energia e il caro gasolio che ne fa in qualche modo da sgambetto finale, e questi ci vengono a fare un bilancio ordinario come se fossero chiusi in una bolla che non si accorgono di cosa succede intorno, e dopo, anziché parlare dei temi importanti, ci vengono a parlare dei macro accorpamenti e dell'ahimè, perché non abbiamo l'autonomia. Prima la benedizione del governatore Alberto Stefani, poi quella di Massimo Bitonci dalla Lega, segnali chiari a sostegno della candidatura del consigliere regionale Roberto Marcato a sindaco di Padova. Pace fatta all'ombra del Leone di San Marco tra l'assessore alle imprese e al commercio Massimo Bitonci e il consigliere regionale Roberto Marcato, anche se, secondo entrambi, di presunti malumori in passato non ce n'erano mai stati. Di fatto, lo scatto pubblicato sui social lancia la seconda benedizione in poco più di 24 ore alla candidatura di Roberto Marcato a sindaco di Padova. A margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Padova, queste erano state infatti le parole del presidente Alberto Stefani. È una candidatura assolutamente credibile, con cui si può sicuramente costruire un progetto politico. È chiaro che adesso è ancora presto per individuare un nome, poi ovviamente ci saranno le segreterie regionali che gestiranno questa fase e sono sicuro che la gestiranno al meglio. La Lega sembra quindi intenzionata a portare una candidatura forte, quella di Roberto Marcato, al tavolo delle trattative del centrodestra, che dovrà scegliere chi far gareggiare alle prossime amministrative della Città del Santo. D'altronde il leghista si dice pronto da anni a guidare Palazzo Moroni e proprio ora il partito sembra avergli dato un'accelerata che lo stesso Marcato non si aspettava. Francamente non lo so, nel senso che la guardo anch'io con attenzione, perché di fatto io sono sempre là dove sono sempre stato, cioè io lo dissi anche 5 anni fa che ero pronto a candidarmi alla guida del Comune di Padova, così come ho continuato a sostenerlo negli anni e l'ho ribadito, che poi ovviamente la candidatura deve essere condivisa, deve essere sostenuta e decisa da tutti i componenti di un'alleanza, questo è scontato. E io ho sempre dato la mia disponibilità e continuo a dare la mia disponibilità. Resta ora da chiarire il nodo della coalizione di centrodestra. I fratelli e gli azzurri saranno d'accordo? Mi auguro bene,
non fosse altro che io in tutti questi anni sono riuscito anche con grande dedizione a intessere rapporti importanti con i vari protagonisti del mondo sociale, politico, culturale del nostro territorio, e poi, che forse è la cosa a cui io tengo di più, ho un feeling particolare con i cittadini. Cambiamo argomento. Partigiano rivoluzionario a Cuba, l'unico europeo ad aver partecipato e ad aver combattuto con Fidel Castro e Che Guevara. La leggendaria vita del trevigiano Gino Doné Paro, raccontata in un libro presentato a San Donà di Piave. Immaginare che dopo una collaborazione e un'attività così forte nel periodo partigiano, emigrato scappato quasi in Cuba, decide di diventare rivoluzionario. Per tutti a Cuba è sempre stato el italiano. Gino Doné Paro è l'unico europeo ad aver partecipato alla rivoluzione di Fidel Castro e Che Guevara, che nel 1959 liberò l'isola dalla dittatura di Fulgencio Batista. Lui che, già oltre i 30 anni, aveva lasciato l'Italia dopo aver combattuto la guerra partigiana. Uno che dava del tuo a Castro e al Che, nato a San Biagio di Callalta, morto a San Donà di Piave, dove una serata è stata dedicata proprio alla sua vita, raccontata in un libro da Piercarlo Porporato e Daily Sanchez Lemus. Era una persona quasi schiva, non voleva mai apparire, anche se aveva una storia incredibile. Ci siamo detti, potrebbe essere un soggetto da film. Una vita da film, una vita leggendaria che merita di essere raccontata anche e soprattutto alle nuove generazioni. Prima l'esercito, poi partigiano dopo l'8 settembre, la fine della guerra e l'emigrazione tra Belgio, Francia e Germania fino a Cuba, dove entra in contatto con i rivoluzionari. L'incontro con Fidel Castro, quello con Che Guevara, le missioni, i combattimenti, le fughe dalla polizia di Batista, la vittoria, mantenendo sempre e comunque un'etica inossidabile, come quando decise di non partecipare all'attentato di Santa Clara nel 1959. Non lo fece per un motivo, perché era una festa e avrebbero potuto uccidere dei bambini. E lui dice il nostro combattimento, la nostra azione è contro il dittatore e non contro la gente. Poi di nuovo in Italia, ma con Cuba, un legame mai finito. Più ritorni, l'ultimo nel 2004, poco prima della morte, solennemente decorato per il suo contributo alla lotta. Un personaggio da ricordare, uno che, nel mondo in fiamme di oggi, non esiterebbe nemmeno un istante. E secondo me si metterebbe di nuovo a fare il rivoluzionario. È davvero tutto, vi lascio ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.